Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo spazio informativo su friulitv.net, dunque aggiornamenti di cronaca. Andiamo subito a vedere cosa è successo nelle ultime ore dalle nostre parti. Partiamo purtroppo con un incidente stradale, 2 militari di stanza Belluno si trovano ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Udine dopo che a bordo del camion che dal capoluogo Cadorino stavano conducendo in direzione al capoluogo friulano, per causa in corso di accertamento è finito fuori strada lungo l'arteria tra Bannia di Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento. Sul luogo del sinistro hanno operato i carabinieri per i rilievi di legge insieme ai vigili del fuoco e il personale del 118. I 2, estratti dalle lamiere contorte della cabina di guida, sono stati trasferiti in eliambulanza all'ospedale di Udine. Adesso cambiamo argomento. I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno consegnato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia un consistente numero di manufatti archeologici recentemente sequestrato a Mortegliano dai militari dello speciale reparto che opera per la prevenzione e la repressione dei reati commessi in danno del patrimonio culturale. L'assegnazione, a seguito di confisca, è avvenuta presso il comune di Mortegliano alla presenza del sindaco Roberto Zuliani da parte del comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine, il maggiore Lorenzo Pella, al funzionario archeologico competente per territorio in rappresentanza del SAB Friuli Venezia Giulia, Serena Di Tonto. Adesso andiamo a chiudere. Fa nuovamente tappa, pur virtuale a Udine, il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, appuntamento formativo e informativo dedicato alle imprenditrici che questa volta toccherà temi quanto mai attuali e di concreta rilevanza come le opportunità offerte dal PNRR. Il Fondo Impresa Donna e la certificazione di genere che serve ad accompagnare e incentivare le imprese nel percorso verso la parità. Il seminario si terrà giovedì prossimo alle 16 in modalità online, trasmesso dalla sede di Udine della Camera di Commercio Pordenone Udine. Ad aprire i lavori sarà Cecile van der End, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio stessa. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o attraverso le nostre pagine social collegate. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.